Allegria, sole e divertimento, il tutto con il pallone tra i piedi. Dal 10 giugno al 10 settembre la Sigma Cagliari ti aspetta nel nuovissimo impianto di via Crespellani per vivere un'estate speciale. Se hai tra i 6 e i 16 anni, ti piace il calcio e hai tanta voglia di divertirti, il nostro Summer Camp è quello giusto per te. Contatta subito la nostra segreteria per assicurarti un'esperienza indimenticabile. Per informazioni chiama i numeri 345 0712 478 oppure 348 540 7208. Amici di Diretta Sport, benvenuti al Centro Federale Tino Carta di Oristano. È tempo di finale regionale anche per la categoria allievi, ancora latte dolce in campo. La formazione allenata dal mister Luca Calledda se la vede con la Sigma Cagliari. Subito uno sguardo alle formazioni. La Sigma Cagliari in tenuta interamente bianca si schiera con il numero 23 Matteo Pintus, con il 2 Matteo Calledda, con il 3 Lorenzo Loi, con il 4 Federico Sizia, con il 5 Nicola Garau, con il 6 Matteo Deiana, con il 7 Edis Canu, con l'8 Matteo Limbardi, con il 9 Gaston Podda, con il 10 Francesco Nicotra e con l'11 Luca Pisano. A disposizione ci sono David Coccodi, Davide De Muro, Lansin Conè, Nicola Azzeni, ancora Roberto Filippo e Paolo Marini. L'allenatore è Maurizio Idda. Arriva il fischio iniziale di questa partita, ricordiamo finale regionale per quanto riguarda la categoria allievi. Ci manca da elencare la formazione del latte dolce, prima però seguiamo questa fuga sul settore di destra da parte di Conè, che si sposta centralmente, cerca il taglio del compagno e sicura l'uscita di Matteo Corazza, portiere del latte dolce, che è sceso in campo assieme al numero 2 Claudio Cocciu, al numero 3 Fabio Tilocca, con il numero 4 Davide Uggias, con il 5 Federico Campus, con il 6 Riccardo Porcu, con il 7 Luciano Carboni, con l'8 Francesco Fiori, con il 9 Andrea Fadda, con il 10 Carlo Nurra e con l'11 Andrea Usai. A disposizione ci sono Graziano Caria con il numero 12, con il 13 Stefano Mondula, con il 14 Mario Serra, con il 15 Francesco Pinna, con il 16 Cristiano De Villa, con il 17 Francesco Brianda, con l'8 Mattia Corveddu e con il 19 Andrea Cosu. C'è anche con il 20 Simone Troisi, allenatore ovviamente Luca Calledda. Latte dolce in tenuta interamente bianco-azzurra, latte dolce che cerca il primo attacco di questa partita. Buono il pallone sul lato di sinistra per Fabio Tilocca, e ottimo però anche il ripiegamento difensivo da parte dell'esterno di destra della Sigma Cagliari. Anche qui ovviamente di fronte due tra i migliori settori giovanili dell'intero calcio sardo, degna finale senz'altro per la categoria allievi. Il latte dolce che si propone ancora con questo gioco adioso, palla a terra, con il suggerimento largo a destra per Andrea Usai, il pallone respinto e poi recuperato da Francesco Fiori. Ancora Fiori che preferisce insistere sulla corsia di destra, il latte dolce poi prova a mettere in mezzo il pallone allontanato dai difensori della Sigma che proverà senz'altro a sfruttare la velocità di Conè per ripartire in contropiede. Conè che però qui è marcato in maniera abbastanza attenta da Luciano Carboni, infatti è arrivato anche il recupero di palla puntuale da parte dei ragazzi sassaresi. 2 minuti di gioco se ne sono andati nel corso di questo primo tempo, ancora non è successo nulla qui al Centro Federale Tino Carta di Oristano. La sponda all'indietro, attenzione al latte dolce, il pallone per Usai, sposta la sfera sul sinistro, il tiro in porta centrale bloccato da Pintus, pericoloso però il latte dolce. Ancora in avvio, 2 minuti e mezzo. Buon il movimento di Usai che ha potuto calciare col mancino, ma a quel punto non ha calibrato molto bene la sua conclusione centrale, abbastanza debole, nessun problema per Pintus. La Sigma dall'altra parte si affida alla discesa di Scanu, che viene fermato, insiste però ancora il giocatore cagliaritano, suggerimento in profondità troppo lungo, ha già recuperato Matteo Corazza, estremo difensore del latte dolce. Ancora un errore qui con la Sigma che riesce ad agire con il giocatore in maglia numero 10 Nicotra. Il tentativo di passaggio col mancino di Limbardi viene respinto. Riparte allora dalle retrovie Nicola Garau per la Sigma. Non ci sono compagni pronti a raggiungere il suo suggerimento. Allora Corazza fa ripartire il latte dolce, partita che è iniziata
maniera interessante, qui rischia tantissimo il Latte Dolce, brutta palla persa, attenzione alla Sigma che si propone a ridosso del limite dell'area, direttore di gara che lascia correre sugli sviluppi di questo contrasto, intervento evidentemente sul pallone con il giocatore del Latte Dolce, chiedo scusa, della Sigma, che era rimasto a terra ma che si è poi rialzato senza particolari problemi, si trattava di Scanu. Il rinvio di Corazza intanto termina direttamente in out, allora il gioco che riprenderà con la rimessa laterale in favore della Sigma. Tutto questo mentre scocca il quarto di gioco. Nel corso del primo tempo vedremo se la formazione allievi del Latte Dolce riuscirà in qualche modo a vendicare sportivamente i giovanissimi che sono stati battuti ai calci di rigore per 4-3 dalla Ferrini Cagliari, in un altro derby insomma sull'asse Sassari-Cagliari. Partita abbastanza sfortunata quella dei ragazzi di Gabriele Setti, che hanno cercato di controllare la partita, sono stati protagonisti soprattutto di un buon primo tempo, ma poi hanno avuto, diciamo così, il torto di non capitalizzare le buone occasioni avute. Allora ai calci di rigore ha avuto la meglio la Ferrini, maggiormente fredda senz'altro nella lotteria dagli 11 metri. Intanto c'è stato il fallo subito da Nurra per il Latte Dolce, che potrà dunque andare a calciare questa punizione a ridosso della linea centrale del campo con Francesco Fiori. Quindi all'indietro per Campus, che si affida al lancio lungo controllato agevolmente dall'altro numero 5 di questa partita, ovvero Nicola Garau, che però poi si allunga troppo il pallone, arriva comunque a disposizione verso Scanu, che cercava di lanciare il compagno in profondità. Ancora Sigma a insistere, intervento puntuale, in tecnico scivolato da parte di Porcu, e concede solo questa rimessa laterale alla squadra avversaria. 5:30 trascorsi nel primo tempo, ancora Sigma con Lorenzo Loi largo a sinistra, ancora una deviazione che permette alla Sigma di guadagnare insomma qualche altro metro. Movimento all'interno dell'area da parte di Conè, spalle alla porta, scarica all'indietro in maniera interessante, vinto anche il rimpallo dal giocatore della Sigma, poi Loi ha cercato di freddare Corazza nell'1 contro 1, ma la sua azione è stata fermata per una posizione di offside. Dunque Fana la conclusione dell'esterno di sinistra della Sigma, ma azione anche qui interessante, pericolosa, è partita che è assolutamente equilibrata in questo avvio, con la Sigma che si propone là davanti senza alcun timore reverenziale. Ancora Loi, Garau, ci sarebbe la linea di passaggio verso Deiana, preferisce non rischiare, il giocatore della Sigma resta lì con Lorenzo Loi che porta palla sull'out di sinistra, palla poi arpionata da Limbardi, calciata in avanti dal capitano del Latte Dolce, si lotta poi a ridosso del cerchio di centrocampo, errore di misura qui per Calledda. Allora è pronto Usai ad avanzare, palla al piede, arriva puntuale Nicotra, altro intervento in scivolata, mette il pallone fuori. Porcu, calibrato male qui il passaggio con il destro, ancora Latte Dolce con Tilocca qui, poi gira bene il pallone da sinistra a destra, tentativo di verticalizzazione di Nurra murato, ma non è finita, ancora Latte Dolce, qui Claudio Cocciu cerca lo spazio per andare al cross, viene fermato in fallo laterale. Nurra, anche lui prova a mettere in mezzo, pallone smorzato e raccolto da Nicotra. Vediamo se parte il contropiede della Sigma, subito fermato dal buon ripiegamento di Cocciu. Qui pressato Tilocca, preferisce ripartire direttamente dai piedi di Corazza. Cocciu in avanti, attenzione perché c'è spazio tra le linee per Nurra, avanza Nurra, allarga a sinistra in maniera però non perfetta verso Luciano Carboni. C'è un intervento difensivo buono da parte
il giocatore della Sigma, poi raccoglie Limbardi in avanti, forse in maniera un po' troppo precipitosa in questo caso. Latte Dolce che di nuovo nella metà campo offensiva, il cross da lontano, nessun problema qui in uscita per Matteo Pintus. Non c'erano neanche i giocatori del Latte Dolce pronti a saltare su questo cross dai 25 metri. Ottimo qui l'anticipo di Campus. Il pallone raccolto da Pisano, ribattuto. Sigma che prova a giocare palla a terra ora, partendo dai propri difensori. Ancora i ragazzi di Maurizio Idda che cercano di far arrivare questo pallone in avanti in direzione di Scanu. È arrivata un'altra respinta, lavora la sfera Nicotra. Con pazienza la Sigma riesce a lanciare Loi sull'out di sinistra, preso però immediatamente in consegna da Kociu. Arriva anche il raddoppio di marcatura con Uggias. Il pallone passa ancora una volta, viene però intercettato da Fiori. Prova ad avventarsi sul pallone Andrea Fadda, punta in maglia numero 9 del Latte Dolce, però un po' isolato in mezzo ai due centrali difensivi della Sigma. Sta per scoccare il 10° minuto di gioco nel primo tempo, 0-0 il risultato, poche le conclusioni verso la porta, nessuna chance nitida ancora qui al centro federale Tino Carta. Qui Scanu ha cercato il numero su Campus, sembrava sul pallone l'intervento del difensore del Latte Dolce, non è così secondo l'arbitro che ha decretato questo calcio di punizione interessante per la Sigma. Siamo sul lato corto dell'area, mentre le condizioni atmosferiche non sono assolutamente primaverili. Questo sabato pomeriggio a Oristano piove, il vento è forte, vedremo in quale misura questo aspetto andrà a condizionare la partita. C'è il cross basso, ha sbucciato completamente il pallone qui Uggias, che ha concesso dunque questo corner da sinistra in favore della Sigma. Dovrebbe trattarsi del primo calcio d'angolo della partita per la squadra cagliaritana. Arriva il pallone che spiove all'interno dell'area, pallone a uscire più che altro, Corazza in uscita non benissimo, allora deve impegnarsi a ridosso della linea di porta per allontanare il pallone. Ancora Campus insiste qui con E che passa, ma si allunga troppo il pallone, alla lunga pallone che termina oltre la linea di fondo campo. Si ripartirà dalla rimessa di Corazza. Il Latte Dolce qui ha provato a lanciarsi sulla corsia di sinistra con Fabio Tilocca, che è stato però fermato. Pallone rimesso in gioco dalla Sigma. Ancora era andato a contrasto qui Francesco Fiori. Nuova rimessa da zona difensiva per i cagliaritani. Qui c'è l'anticipo su Conè, insiste però Luca Pisano per la Sigma, non può raccogliere Scanu. Allora gioca palla a terra la squadra sassarese, il lancio in avanti, attenzione perché c'è spazio tra le linee ancora per Carlo Nurra, fermato in maniera irregolare quando era ormai pronto all'ingresso in area. Punizione Latte Dolce, poco oltre il limite dell'area, siamo intorno ai 20 metri.
sarà lo stesso Nurra ad andare a incaricarsi della battuta del calcio di punizione con 4 uomini in barriera per la Sigma. È arrivato il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Nurra, il tiro a giro con il destro, il pallone fuori di un soffio, il pallone che ha dato la sensazione anche di pizzicare la base del palo. Gran bel calcio di punizione per Nurra, è arrivata la prima vera occasione di questa partita al 13° minuto del primo tempo. Punizione che Nurra si è guadagnato con una percussione fin al limite dell'area, punizione che ha poi provato a trasformare, anche la sfortuna gli ha detto no in questa circostanza. Vediamo come reagisce la Sigma con Nicotra che qui si abbassa per costruire l'azione della sua squadra. Azione della Sigma che nasce sempre dal giro palla difensivo, effettuato con grande pazienza. Nicotra all'indietro, poi il pallone giocato anche da Federico Sizia e terminato a terra. Nurra chiede un fallo, però non viene ravvisato dall'arbitro. Attenzione alla Sigma, qui c'è il fallo subito da Gaston Podda, andrà a battere la punizione Matteo Limbardi. Una botta al costato per il giocatore della Sigma, anzi sembra alla schiena. Più che altro c'è bisogno dell'intervento dello staff medico. Quando è scoccato il quarto d'ora del primo tempo, il risultato è sullo 0-0 con il Latte Dolce che è andato però non lontano dal gol dell'1-0 poco fa sul calcio di punizione che Nurra ha mandato sulla base del palo. Rialza Anziscanu, non Podda per la Sigma, è stato lui a terminare a terra in precedenza, sembra assolutamente in grado di riprendere la partita. Barriera a 2 uomini disposta da Corazza per questo calcio di punizione, il pallone che arriva in direzione di Loi, poi il tentativo in porta con il mancino strozzato, allontana il Latte Dolce. Intercetta Uggias, attenzione perché può partire il contropiede del Latte Dolce, anche se qui Nurra sbaglia la misura del passaggio con il destro, voleva aprire il gioco nella corsia lasciando il compagno. Recupera Latte Dolce intanto, stavolta l'azione si sposta sul settore di sinistra con Fabio Tilocca a contrasto in 2 con Fiori. Il pallone allontanato di testa, ancora Fiori, batti e ribatti infinito qui, le due squadre che non riescono a costruire granché e rischia, anzi il Latte Dolce qui incredibile errore e arriva il gol della Sigma. Loi porta in vantaggio i cagliaritani al 17° della prima frazione, approfittando di un clamoroso svarione difensivo del Latte Dolce, un gentile regalo da parte della squadra sassarese. Con l'indecisione, se non abbiamo visto male, ha coinvolto Tilocca e poi sicuramente il portiere Matteo Corazza. Il difensore del Latte Dolce voleva proteggere l'uscita del suo portiere, però ha titubato un po', ne ha approfittato Loi con grande rapidità, ci ha creduto, ha avuto senz'altro questo merito. Insomma, il giocatore in maglia numero 3 della Sigma cambia il risultato, ripetiamo al 17°, Sigma avanti. Poi al centro federale Tino Carta di Oristano deve inseguire il Latte Dolce, gol che è nato, ripetiamo, da un grave errore difensivo, dopo che la principale occasione della partita fin qui l'aveva avuta il Latte Dolce con Nurra su calcio di punizione. Uggias, poi Campus alza un campanile raccolto poi da Fadda. Qui c'è uno scontro abbastanza duro che vede protagonista anche Matteo Deiana per la Sigma, è stato proprio lui a subire il fallo e allora la punizione è per
la compagine guidata in panchina da mister Maurizio Idda. Intervento di Campus, intanto non ci arriva Claudio Cocciu, continua a lottare sulla sfera con Scanu che esagera un po' con la pressione qui. Corretta la chiamata arbitrale, già battuta la punizione dal latte dolce, che cerca appunto di accelerare ora i ritmi per portarsi in parità. Attenzione a un altro spunto da parte di Nurra, la sua percussione con grande potenza larga sulla destra, molto bene per Fadda, il diagonale è vincente, pareggia dopo appena 2 minuti il latte dolce. La firma è di Andrea Fadda al 19esimo, illuminante anche il pallone sulla destra per numero 10 Carlo Nurra. Da elogiare anche la freddezza ovviamente di Andrea Fadda, bravo da battere Pintus in uscita. Sarà senz'altro soddisfatto della reazione della sua squadra il tecnico Luca Calledda. Finale che si era messo in salita fino a 2 minuti fa per il latte dolce, e però subito ripreso la Sigma. 1-1 il risultato e allora si riparte. Pallone a cercare qui con intervento di testa di Usai. Ultimo a toccare è stato lui. È pronto Matteo Deiana. Cerca la collaborazione di un compagno là davanti, vede Conè, controllato però bene da Tilocca. Non riesce a uscire da quella posizione di campo Usai, ma la rimessa è sassarese. Porcu, qualche metro per portare palla. Sigma che raramente sceglie di attaccare alto, il latte dolce preferisce attendere fin quasi all'ingresso della propria metà campo. Soltanto ora arriva una timida pressione da parte di Loi. Il playmaker arretrato Fiori del latte dolce ha tutto lo spazio per calibrare questo passaggio in direzione di Nurra, subito fermato. Un contrasto poi che premia Usai. Ancora Usai, cercava quel tunnel ma Nicotra non si è lasciato sorprendere e ora Nicotra che si lancia dall'altra parte, forse in maniera un po' troppo solitaria, infatti Nurra non ha difficoltà nel fermarlo. Ha rimesso in gioco Deiana per la Sigma, quindi il cross qui da dimenticare per Pisano, facilmente raccolto da Corazza. Fiori, la pressione di Scanu, poi rischia Porco ancora dopo un primo controllo non perfetto, deve allontanare in emergenza. Non ci sono state deviazioni, la rimessa è per la Sigma. Garau cerca di proteggere il pallone, si guadagna un fallo Scanu. Buono il suo lavoro in questo caso. C'era ovviamente il fallo con 2 avversari che erano andati a contendergli il pallone, spingendo però. Proverà a mettere in mezzo Limbardi con il sinistro per la Sigma. Nella zona delle operazioni c'è anche Matteo Calledda. Va Limbardi con il sinistro, il pallone respinto da Corazza, la porta è vuota. Ha messo in rete la Sigma ma il gioco era fermo per una carica ai danni del portiere. E poi c'era anche Claudio Coccio a terra, dunque si può neanche parlare di gol annullato qui per la Sigma. Non perfetta però la presa di Corazza. C'è un cross, quello di Limbardi, che sembrava apparentemente innocuo, qui con il tacco, un leziosismo di troppo per Usai.
il pallone perso dal Latte Dolce. Prova ad allontanare Tilocca. Palla in out, 23:40 sul cronometro del primo tempo, 1-1 tra Sigma e Latte Dolce nella finale regionale allievi. Pallone che passa qui, lo riceve ancora Usai, che difetta però nel controllo. È pronto Deiana con le mani. Ora Loi cerca di proteggere questo pallone, ringhia però anche Campus, che non gli concede spazi, non gli permette soprattutto di girarsi. C'è soltanto la rimessa laterale per la squadra di Mister Ida. Ingenuità con Deiana che era in posizione di offside sul tacco dell'avversario, del compagno. E Latte Dolce che ha già battuto il calcio di punizione. Qui rischia di complicarsi la vita Cocciu. Bravo però poi successivamente a far rimbalzare il pallone sui piedi di Limbardi e a ottenere questa rimessa con il pallone spedito in avanti verso Nurra, sgambettato qui, punizione Latte Dolce. Pallone allontanato dalla retroguardia della Sigma, si lancia in contropiede Scanu, è partito anche con davvero un fulmine lungo il settore di destra. Lui però indugia un po' troppo nell'azione personale, la rimessa sarà comunque per la Sigma. Pallone gettato all'interno dei 16 metri, ha mancato l'intervento sul pallone Campus, prova ad approfittarne, quindi Pisano. Non è finita, Sigma che insiste con il dribbling qui pregevole da parte di Deiana. Deiana poi prova a dialogare con il pallone è respinto, si passa per vie centrali, Limbardi sposta il pallone sul destro, poi torna sul sinistro, ancora destro, il tiro debole centrale, non fatica nella presa qui Matteo Corazza. Raccoglie qui Nurra e poi c'è spazio per Usai, per il Latte Dolce, prova la percussione ma non riesce a passare. Un intervento difensivo qui di Sizia, anzi si trattava di Garau. Loi ancora una spina nel fianco, la sinistra per il Latte Dolce, intervento che era regolare qui da parte di Campus. Qualcuno nella panchina della Sigma chiedeva invece un intervento in gioco pericoloso. C'è una semplice rimessa con le mani per l'11 di Maurizio Idda. Controlla Nicotra, uno sguardo in avanti, il pallone a cercare Conè che controlla con il petto, appoggia all'indietro per Pisano. Pisano si allunga troppo il pallone, favorisce l'intervento di Nurra. Buono il dribbling da parte del numero 10 del Latte Dolce, allarga il gioco a destra e poi si va per via centrali con Uggias, immediata la verticalizzazione, il tiro in porta di Fadda con la parata di Pintus. Bello sviluppo però del contropiede qui per il Latte Dolce, liberato Fadda al tiro con il destro dopo una verticalizzazione puntuale. Applausi comunque per l'azione dei sassaresi, azione che registriamo al minuto 28 del primo tempo. Nicotra avanza palla al piede, il numero 10 del
della Sigma, pallone impreciso, Uggias calcia in avanti Cocciu, dove però non ci sono maglie bianco-azzurre. In testa Porcu, Campus e poi ancora Cocciu. Sempre attivo anche in pressione Loi. Intanto il pallone che arriva dalle parti di Carboni, accelera Carboni lungo l'out di sinistra, inseguito da Deiana. Carboni con il cross basso, il pallone che arriva in qualche modo al centro dell'area con grande calma, poi viene liberata la zona dalla Sigma. Parte Conè ancora una volta, attenzione a Conè, 1 contro 3 però non può fare tantissimo e non si lascia battere nell'1 contro 1 il giocatore del Latte Dolce in maglia numero 6, Riccardo Porcu, che poi è anche bravo ad andare a prendersi questo fallo. Porcu, è arrivato l'anticipo da parte di Limbardi, ancora Limbardi a interrompere questa linea di passaggio. Fiori prova a duettare con lui Fadda, capisce tutto però la difesa della Sigma. Torna sul pallone Nurra, ancora un contrasto vinto da Nicotra in questo caso. Fiori, quindi ancora Latte Dolce, Fiori, lo scambio qui a coinvolgere Usai che cercava di autolanciarsi sostanzialmente in questo caso, senza però riuscirci. Con grande freddezza Nicotra gli fa rimbalzare il pallone sui piedi e permette una tranquilla rimessa dal fondo per Pintus. Nicotra a diversi metri, anche lui per agire, nemmeno il Latte Dolce decide di alzare un pressing particolarmente forte, almeno in questo primo tempo. Se ne sono andati 32 minuti nella prima frazione, 1-1 il risultato, ricordiamo, con rete di Loi per la Sigma, immediato pareggio dopo 2 minuti e Andrea Fadda invece per il Latte Dolce. Porcu, tanto spazio, forse anche un po' troppo qui concesso dalla Sigma. Pallone che si impenna, allontanato di testa, raccoglie Nicotra, subito Conè, si gira e poi verticalizza, bene per Scanu, che però si libera con una spinta dalla guardia di Porcu. Cocciu, Limbardi, si gira bene Limbardi, prova a superare Cocciu, ci riesce. Attenzione a Limbardi che prepara il cross, c'è l'intervento sul pallone, gesti chiari da parte dell'arbitro. L'ultimo a toccare era stato ovviamente il giocatore della Sigma, per questa ragione Corazza è andato a rimettere dal fondo, rimessa che sarà peraltro da ripetere. 34esimo,
al centro federale Tino Carta di Oristano. Ora disturbata la battuta dal fondo della squadra sassarese, e Pisano che raccoglie per la Sigma. Il suggerimento ancora tra le linee dove si muove Usai, non trova sbocchi Usai, Fiori però alimenta l'azione del latte dolce, c'è la discesa a destra di Cocciu, ben servito da Augias, va a prenderlo in consegna l'altro numero 2 Matteo Calledda. Raccoglie ancora Nicotra, Cone per la Sigma, cerca di danzare sul pallone, finisce con incespicare appunto sulla sfera. Carboni, e si riparte da Porcu, lancio lunghissimo di Porcu che facilmente preda di Garau, anticipo secco di Cocciu, pallone che però torna in possesso dei giocatori della Sigma. Cone, buono il suo stop, sbaglia però Cone che voleva servire la corrente Matteo Deiana. Poi c'è il fallo commesso da Carboni. Applicato del ghiaccio spray sulla gamba destra di Matteo Deiana, proprio mentre Sizia si appresta a battere il calcio di punizione, a cercare ancora Conè, ennesimo duello con Tilocca che è costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo. La battuta del corner abbastanza lungo e poi pallone spazzato lontano dai difensori del latte dolce, lo raccoglie Matteo Pintus. Buono qui il lavoro da parte di Scanu, cerca e trova dall'altra parte Conè, punta Tilocca nell'1 contro 1, arriva in aiuto anche Porcu, venuta fin qui a bada molto bene la rapidità del giocatore in maglia numero 9 della Sigma. Carboni, Uggias cambia gioco intelligentemente a cercare Cocciu, ancora Cocciu rapido, poi prova a verticalizzare il gioco, che arriva per Fade, il tiro dalla distanza cercato da Nurra, impatta male sul pallone che si perde alto di molto sopra la traversa. Minuto 37 ora del primo tempo. Latte dolce che ora prova a prendere il sopravvento dal punto di vista della mole del gioco prodotta. Conè per Scanu, resiste la carica, Scanu appoggia poi per Limbardi, il tiro dalla distanza di Limbardi in diagonale, molto molto pericoloso. Bella conclusione da parte del numero 8 della Sigma, pallone che è uscito di poco alla sinistra della porta difesa da Corazza. Registriamo anche questa opportunità al minuto 38 del primo tempo. Il latte dolce che agisce, qui il pallone spedito a sinistra in direzione di Tilocca,
non trova compagni pronti a dargli manforte. Nicotra, Conè di prima per Pisano, ancora Conè, stavolta lanciato a destra, pallone un po' troppo esterno, si perde direttamente fuori. Campus, poi Cocciu per il latte dolce, si affida al lancio lungo con il destro, non ci può arrivare Usai. Scanu per la Sigma, inseguito da due avversari. Scanu supera il primo marcatore, non il secondo. Usai, arriva la sovrapposizione da parte di Nurra, ancora la retroguardia della Sigma che è attenta, riesce a sbrogliare la matassa. Campus sulla rincorsa di lui, fa un po' spaventare, allora mette direttamente in out. Battute finali del primo tempo, partita che continua a essere equilibrata, 1-1 il punteggio. Intanto termina la prima frazione. Allegria, sole e divertimento, il tutto con il pallone tra i piedi. Dal 10 giugno al 10 settembre la Sigma Cagliari ti aspetta nel nuovissimo impianto di via Crespellani per vivere un'estate speciale. Se hai tra i 6 e i 16 anni, ti piace il calcio e hai tanta voglia di divertirti, il nostro Summer Camp è quello giusto per te. Contatta subito la nostra segreteria per assicurarti un'esperienza indimenticabile. Per informazioni chiama i numeri 345 0712 478 oppure 348 540 7208. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Si riparte al centro federale Tino Carta, tutto pronto per l'inizio della seconda frazione di gioco di questa finale regionale della categoria allievi di fronte Sigma Cagliari e Latte Dolce. È arrivato il fischio d'inizio da parte del direttore di gara, si riparte ovviamente dal risultato di 1-1. Come dicevamo in conclusione di prima frazione, ad aprire le marcature è stato Lorenzo Loi, per la Sigma immediato il pareggio a opera di Andrea Fata. Per il Latte Dolce è successo tutto sostanzialmente nel giro di 2 minuti. Vedremo se la partita si sbloccherà da questa situazione di equilibrio nel corso della seconda frazione. C'è un giocatore del Latte Dolce a terra intanto, e allora Luciano Carboni, la formazione di mister Calleda, mette il pallone fuori per permettere i soccorsi al compagno.
restituito il pallone, nessun problema ovviamente per il giocatore del Latte Dolce, presa del gioco immediata. No, veniamo qua. Sì, tranquilli, non ci sono problemi. Perché vi porta sfiga lì? Fiammiamo. Qui si sviluppa bene l'azione della squadra sassarese, c'è l'appoggio laterale di prima intenzione da parte dell'autore del gol, Andrea Fadda. Intanto Conè dall'altra parte per la Sigma, sfrutta tutta la sua potenza fisica oltre che la sua velocità, ma poi difetta nella precisione del passaggio in direzione di Eddie Scanu, che era peraltro anche terminato in posizione di fuorigioco, dunque nulla di fatto. Dai ragazzi! Un pallone che è a disposizione ancora della Sigma per la rimessa laterale, sempre nella metà campo d'attacco, non trova spazi Khaled, allora deve indietreggiare, poi c'era il taglio da parte di Conè. Il pallone però è troppo lungo per poter giungere a destinazione, riparte il Latte Dolce. Subito fermata l'azione che si sviluppava in questo caso sulla sinistra, poi verticalizzazione, si perde nel nulla. 3 minuti nel secondo tempo, non è successo ancora nulla. L'importante in questa seconda frazione, con il Latte Dolce che costruisce partendo dalle retrovie. Carboni trova bene Cocciu, interessante lo spunto da parte del numero 2 in profondità. Nurra prova a mettere in mezzo, ribattuto ancora Nurra, stavolta guadagna il corner. Buone le trame di gioco senz'altro da parte del Latte Dolce, soprattutto quando si può esprimere in contropiede. Tocchi di prima, palla a terra in maniera frequente. Il cross alto e un po' troppo profondo, si era peraltro spento oltre la linea di fondo. L'ultimo a toccare però era stato un giocatore della Sigma. Qualche timida protesta, l'arbitro decreta il corner appunto per i sassaresi. Altro pallone messo in mezzo, incerta qui l'uscita di Pintus. Attenzione a Cocciu che si può avventare sul pallone per una possibile battuta in porta. Allontana la Sigma, recupero però di Carboni che ci arriva prima di tutti. Carboni che si è allungato però troppo il pallone. La Sigma che prova a proporsi in zona offensiva, buono il movimento qui di Limbardi, attenzione a Limbardi, c'è il ritorno da parte di Fiori per il Latte Dolce, partita ora molto combattuta in questo secondo tempo. Seguiamo l'avanzata sul settore di destra di Nurra che resiste a una carica abbastanza evidente, gran dribbling di Nurra che ora è all'interno dell'area, il cross sul secondo palo e arriva il gol fallito in maniera incredibile da parte di Andrea Usai. Conclusione che ha dato l'illusione del gol anche ai tifosi del Latte Dolce, come avete potuto ben vedere, ma così non è stato. Davvero irresistibile l'azione di Nurra sulla destra, gran dribbling, è buono, molto buono anche il cross, ha servito praticamente un cioccolatino per Usai che però non è riuscito ad approfittarne. Attenzione anche a Conè dall'altra parte, l'uscita che arriva puntuale da parte di Corazza. Con le mani è pronto Matteo Calledda per la Sigma.
attende qualche compagno si avvicini per ricevere questo pallone. Stavolta la rimessa sarà per il latte dolce, già eseguita con Kociu. Uggias all'indietro, poi Campus e quindi ancora Kociu pressato da Limbardi, resiste, cerca di giocare il pallone in avanti verso Nurra, ma capisce tutto in anticipo Calledda. Dall'altra parte attenzione anche alla Sigma, qui c'è il fallo e anche il cartellino giallo all'indirizzo di Claudio Kociu. Laterale difensivo di destra della squadra di mister Luca Calledda. Vai Limbo! Ma devi farla anche tu, metti il nome di una squadra. Arrivato il fischio dell'arbitro, sarà Limbardi a calciare sul primo palo col mancino insidiosissimo. Bella parata qui di Corazza. Settimo. Sigma vicina al gol del 2-1. Intelligente la soluzione di Limbardi, non piazzata benissimo evidentemente la barriera anche da parte di Corazza, perché c'era tutto lo spazio per far passare il pallone vicino al primo palo. Ha recuperato però molto bene la posizione il portiere sassarese. Il pallone che si perde fuori ancora una volta. Loi prova a liberarsi al cross, passa lungo la linea di fondo, ancora Loi, poi non riesce nell'ultimo dribbling. Sempre molto esuberante nella sua azione il giocatore in maglia numero 3 della Sigma. Prova a costruire ancora una volta partendo da dietro il latte dolce, la pressione della Sigma è un po' più complicata da girare in questo secondo tempo. Si aprono comunque degli spazi interessanti per Nurra, qui arriverà verosimilmente il secondo cartellino giallo della partita, il destinatario è Limbardi, reo di questo sgambetto ai danni appunto di Nurra. Corretta senz'altro la decisione dell'arbitro. Subito la verticalizzazione per Nurra, si gira e si sposta il pallone sul sinistro, poi viene murato al momento della conclusione. Sigma che riesce a liberare quella zona e a ottenere una rimessa laterale. Uggias apre con l'esterno in maniera però non perfetta. Scanum per la Sigma. Ha recuperato il latte dolce. Uggias Porcu, poi Tilocca, pallone che passa, vediamo se riesce Usai nella sua percussione. Ancora Usai, cercava poi la collaborazione di Fadda, era partito un po' in ritardo. Scanu
sarebbe il compagno alla sua sinistra, ma preferisce andare dall'altra parte. Il giocatore della Sigma trova Calledda che calibra il cross dalla tre quarti, facilmente allontanato da Campus. Limbardi non controlla bene, e poi il latte dolce che si può produrre in contropiede. Qui Fadda si gira e attende rinforzi, si abbassa Usai, arrivano anche i compagni. Ora c'è Ujas al suo fianco, attenzione alla conclusione dal limite dell'area, respinta Usai e poi Conè. Squadre che si sono allungate notevolmente in questa fase del secondo tempo. Subito Conè in profondità per Scanu, controllato bene, e poi c'è stata l'uscita di Corazza, anche con qualche polemica con l'avversario, reo di aver allungato una gamba verso il pallone. Coraugias apre il gioco a sinistra, Tilocca fermato. Conè, buono lo spunto di Conè, atterrato, punizione Sigma. Dodicesimo della seconda frazione, resiste il risultato di parità qui al centro federale Tino Carta di Oristano, 1-1. Pronta la battuta del calcio di punizione di Calledda, una sorta di pallonetto allontanato facilmente di testa. Usai prova a costruire il contropiede del latte dolce, subito però naufragato dal buon recupero difensivo del giocatore maglia numero 5, se non vediamo male, della Sigma. E così si trattava di Garau, che però si era trascinato il pallone oltre la linea laterale. Tempo di cambi in casa latte dolce. Dentro con il numero 15 Francesco Pinna, vediamo chi esce. Dovrebbe essersi trattato di Luciano Carboni, se non abbiamo visto male, con il numero 7. Andremo a verificare il prima possibile. Vediamo se riesce a passare qui il latte dolce, pallone recuperato dalla Sigma. Il tema del contropiede sarà una costante, immaginiamo, nel corso di questa seconda frazione. Ci stiamo avvicinando al quarto d'ora. Qui si rifugia in fallo laterale ancora la squadra di Mister Calledda. Tentativo di incursione da destra. Attenzione qui al colpo di testa dal limite dell'area con il latte dolce che non riusciva ad allontanare questo pallone. Sigma che ha preso coraggio ora. Nicotra al limite dell'area, appoggia verso Scanu, si libera al tiro con il destro, la tiene lì Corazza. Si rivede la Sigma al 15° del secondo tempo. Attenzione al latte dolce, però dall'altra parte c'è anche una situazione di parità numerica qui, 3 contro 3, largo a destra, Usai rientra sul sinistro, appoggia all'indietro, il tiro ribattuto da parte di Carboni. E poi allontana con i piedi Pintus. Deve uscire anche Corazza dai propri pari per andare ad allontanare il pallone con i piedi. Conè e finisce giù senza fallo. Ujas fermato al momento del dribbling.
Uggias. Davanti hanno spazio i giocatori offensivi del Latte Dolce. Fadda trova Carboni, cross basso che non crea problemi. Anche qui a Matteo Pintus. Latte Dolce che agisce con Carboni. Tentativo di destro, giro dalla distanza, Murato. Lui resiste alla carica, poi alleggerisce all'indietro, lancio lungo a scavalcare la mediana. Pallone che termina poi docile dalle parti di Matteo Corazza. Uggias. Ancora Uggias, qui un passaggio telefonato, ma poi torna sul pallone con il numero 8 Fiori per il Latte Dolce. Fase confusa, ripetiamo, qualche errore in fase di palleggio che inizia a fare capolino da una parte e dall'altra. Non riesce a raggiungere la sfera qui Carboni. Qui è fallosa la spinta di Campus, secondo l'interpretazione arbitrale, ai danni di Scanu. Punizione Sigma, 17° della ripresa. Mette in mezzo Limbardi con il sinistro, attenzione al pallone messo fuori, gran rischio ancora per il Latte Dolce e la Sigma in questo momento della partita a farsi vedere con maggior costanza dalle parti di Corazza, ovvero degna finale, due squadre che danno entrambe la sensazione di poter vincere. Altro cross molto tagliato qui, Corazza non riesce a tenerli il pallone. Stavolta la Sigma si deve accontentare di una rimessa. Pallone messo verso l'area piccola con le mani. Su un grattacapo qui per il numero 1 del Latte Dolce. Nurra si gira, il pallone era terminato fuori. Cone. Non riesce ad andarsene il numero 9 della Sigma. Ancora Cone. Recupero di palla da parte del Latte Dolce. Pallone spedito in avanti ed era uscito, però anche qui segnalazione dell'assistente. Cartellino giallo per Luciano Carboni, evidentemente qualche parola di troppo. E Fiori che chiedo scusa a Carboni, che viene anche richiamato dal suo allenatore per aver tenuto questo atteggiamento un po' sopra le righe. Limbardi, il suo tentativo di cross respinto da Uggias, poi allontana con il destro, anticipo qui non eseguito al meglio da parte di Garau, ma è arrivato Nicotra a sostegno. Spogliare la matassa. Sigma che ha preso un po' il possesso nel gioco in questo momento della partita, ha preso in mano il pallino per meglio dire.
Attenzione a Nicotra, il tiro col sinistro, gran parata di Corazza che si distende sulla sua sinistra. Il tiro non era particolarmente potente, ma era angolato. Bravo Corazza qui che si fa perdonare dopo l'errore nel primo tempo. Usai, l'ultimo a toccare è stato probabilmente lui, mentre c'è bisogno purtroppo ancora dell'intervento dello staff medico del Latte Dolce, perché un giocatore è rimasto a terra in precedenza sul contrasto. Dovrebbe trattarsi, se non abbiamo visto male, il numero di maglia del giocatore di Carlo Nurra. Avanza il Latte Dolce con Nurra, il cross che preda di Pintus in uscita alta sicuro. Vai 22-20, stavolta il Latte Dolce che prova a rispondere. Ancora Nurra, arriva la sovrapposizione di Pinna, il gol del Latte Dolce, il pallone che rimbalza davanti a Pintus, beffato nella circostanza. Esultano i giocatori del Latte Dolce che trovano nel momento forse più difficile della partita il gol del vantaggio, il gol del 2-1 in questa finale regionale della categoria allievi. Ovviamente qualche responsabilità per il portiere della Sigma. Traiettoria però a sua discolpa, l'ho detto, molto strana del tiro di Nurra, che ha rimbalzato a terra proprio mentre si apprestava alla presa il portiere della Sigma, pallone che a quel punto è schizzato via. E allora Latte Dolce in vantaggio qui al centro federale Tino Carta, il destro velenoso di Carlo Nurra. Sigma che dovrà essere brava dal canto proprio ad assorbire mentalmente questo colpo durissimo, perché ripetiamo i cagliaritani stavano giocando molto bene in questa fase del secondo tempo. Siamo al 24esimo e Latte Dolce è invece dal canto proprio ovviamente galvanizzato dalla rete del vantaggio. Latte Dolce in rimonta in questa partita, attenzione perché si aprono ancora degli spazi, se ne apriranno sempre di più immaginiamo nel corso di questa parte finale della partita. Uggias prova a calibrare il sinistro, il pallone che stava schizzando via, non facile il suo intervento, infatti il pallone è andato ben distante dai pali della porta difesa da Pintus. In bambola ora la Sigma e Nurra ne approfitta per tirare ancora una volta dalla distanza con il sinistro. È arrivata la respinta. Richiamata l'attenzione dell'arbitro, c'è un altro giocatore a terra nelle fila del Latte Dolce. Si prepara il secondo cambio per Mr. Khaled, è pronto anche il primo invece per la Sigma. Fuori Usai, dentro con il numero 14 Mario Serra per il Latte Dolce. Dall'altra parte sta per entrare Roberto Filippo, vedremo chi uscirà. Pronto con un cambio allora Mr. Maurizio Idda. Esce il numero 11 Luca Pisano, dentro il numero 16
come detto Roberto Filippo per la Sigma. Dall'altra parte entra Mario Serra con il numero 14. Probabilmente i sassaresi cercheranno un po' di proteggersi. Ci prova ancora il latte dolce, non pago del vantaggio. Come detto, si vuole sfruttare il più possibile il momento psicologico favorevole. Lo in verticale. Buono, molto buono qui l'intervento invece di Campus. Ancora uno sprint dall'altra parte per Carlo Nurra, che ha altra energia da spendere. Primo intervento della partita intanto per Mario Serra. Avanza la Sigma, che ora ha un po' assorbito il colpo e cerca di farsi rivedere in avanti. Loi arriva la discesa alle sue spalle da parte del compagno, non lo attende, lui fa tutto da solo, tira con il sinistro, la posizione defilata non semplice, assolutamente, pallone ben lontano dai pali della porta difesa da Matteo Corazza. 27esimo in corso, cantano i tifosi al seguito del latte dolce in questa finale oristanese. Come detto, si vuole vendicare sportivamente il risultato negativo dei giovanissimi che si sono arresi ai calci di rigore contro la Ferrini Cagliari. Una serie di contrasti, poi il pallone allontanato dal latte dolce. Anticipo di Serra. C'è ancora lo spazio per il contropiede del latte dolce, ma non viene sfruttato. Qui a dovere riparte la Sigma con Matteo Calledda. Passaggio telefonato, qui è facilmente preda di Uggias. Si lancia in contropiede Uggias, c'è spazio sulla destra per Nurra. L'idea di andare dall'altra parte, però Uggias non è finita. Ancora latte dolce, lasciato lì il pallone con il tacco, addirittura Uggias punta il fondo, non riesce a passare, non molla di un millimetro il difensore della Sigma e concede soltanto il calcio d'angolo. Sta per scoccare la mezz'ora del secondo tempo. Il tentativo di colpo di testa da parte di Campus, allontanato Loi, ha controllato poi Nicotra che avanza, palla al piede, Nicotra che trova il compagno, là davanti si tratta di Scanu, ottimo lo spunto di Scanu, attenzione perché è pronto all'ingresso in area, resiste ancora Scanu, arriva il ripiegamento difensivo di Francesco Pinna regolare, secondo l'arbitro, nulla da ravvisare, si continua a giocare con il latte dolce che prova a tornare dall'altra parte. Carboni, l'1-2 che si chiude, ancora Nurra, resiste il giocatore del latte dolce, anzi si tratta di Andrea Usai con la maglia numero 11. Loi, ancora la discesa di Loi, prova a lanciare da davanti il compagno.
Usai, squadre lunghissime, verticalizzazione per Fadda che però non era pronto a ricevere. Si accascia per terra Fadda, problema per lui, forse crampi. Qui la chiusura tempestiva di Riccardo Porcu. Il pallone è raccolto da Corazza. C'è bisogno dei soccorsi, ci sono anche dei cambi. C'è Paolo Marini per la Sigma. Dovrebbe uscire Eddie Scanu. Ed ecco qui la segnalazione del cambio da parte del dirigente e accompagnatore della Sigma, Riccardo Pazzone. Arbitro a tempo! Arriva un altro cambio, c'è spazio per Francesco Brianda per il latte dolce. Fuori con il numero 8 Francesco Fiori. Tempo, arbitro! Abbandona il campo zoppicante intanto Andrea Fadda, autore del momentaneo 1-1 per il latte dolce. Non si gioca ormai da un bel po' perché sono pronti anche altri due cambi per il latte dolce, con il 18 dentro Matteo Corveddu ed è pronto anche con il 19 Andrea Cossu. Rimandato il cambio di Cossu. Tanto spazio a destra per Carboni. Uggias va a sinistra, ha energie ovviamente, forze fresche. Brianda che si lancia in profondità, ma corre anche Nurra di prepotenza. Il pallone largo proprio per Carboni, prova a puntare il suo avversario nell'1 contro 1. Il pallone è messo in mezzo con il sinistro schiacciato verso il portiere. Raccoglie senza difficoltà Pintus. 35esimo, minuti conclusivi ormai della sfida. Va Matteo Calledda per Lorenzo Loi, controlla Campus, non rischia Campus, si rifugia in fallo laterale. Lui prova a calibrare il cross con il sinistro, si immola e respinge Francesco Pinna. La battuta del corner da parte della Sigma, il pallone a uscire, nessuno riesce a impattare di testa, raccoglie poi Limbardi. Soluzione che voleva forse nuovamente coinvolgere lui, ma il pallone
è terminato oltre la linea di fondo campo. 36esimo, arriverà ora il cambio per il latte dolce con Kossu, che ormai da diverso tempo è pronto all'ingresso sul terreno di gioco. Fuori Luciano Carboni, questo il cambio al 36esimo. Il pallone è ribattuto di testa da Nicotra, lo può raccogliere con grande tranquillità Matteo Corazza. Brutto rinvio qui da parte di Corazza. Passaloi, arriva anche Calledda, il traversone di Calledda allontanato di testa, il tentativo di forcing offensivo ora della Sigma. Ancora un cross, stavolta dal settore opposto con deviazione, calcio d'angolo da destra, preme la Sigma, 37esimo in corso. Ovviamente tutti all'interno dei 16 metri, per la Sigma non c'è nulla da perdere, il pallone resta lì, incredibile chance per Nicola Garau al 37esimo, con il mancino sotto misura non è riuscito a inquadrare la porta. Sigma ancora una volta a un passo dalla seconda marcatura, partita che avrebbe verosimilmente mandato ormai a questo punto la sfida ai tempi supplementari. Stacca di testa Nicotra, ancora un intervento, stavolta a premiare Conè, che non è riuscito a essere particolarmente vivace in questo secondo tempo nonostante la grande generosità mostrata in campo. Qui si va a prendere un buon fallo il nuovo entrato Andrea Kossu. Fallo che permette al latte dolce di respirare. 38-30. Battuta profonda a cercare la testa di Fadda, che provava poi la sponda verso Uggias. Nessuna difficoltà per Pintus. Limbardi. Poi Calledda rimette con le mani. Allontana il latte dolce. Ora deve soltanto stringere i denti. Altra sostituzione, immaginiamo ci sarà anche un buon recupero. È la volta del numero 20 Simone Troisi. Dall'altra parte invece sta per arrivare il momento di Nicola Zeni. È uscito Uggias per il latte dolce, dentro Troisi come detto. Il nuovo entrato Azzeni va a prendersi il pallone per la rimessa con le mani. 40esimo che abbiamo oltrepassato il nostro cronometro da 25 secondi.
Ancora un pallone gettato in avanti alla ricerca di Conè, che tiene in campo la sfera. Arriva ancora Azzeni, cerca lo spunto per liberarsi al cross, non abbocca il difensore del Latte Dolce, che poi trova Cossu. Latte Dolce che allontana il pallone dalla zona pericolosa e poi cerca di affondare in contropiede, ma è attento Garau, che ha avuto sul sinistro il pallone per portare la sfida ai tempi supplementari. Ancora Garau, ultimi assalti per la Sigma, vediamo se c'è tempo. La corsa per di fiato, attenzione perché è inarrestabile qui con la maglia numero 6 Deiana, provato solo all'ingresso in area. C'è ancora Loi, quel pallone allontanato. In due finiscono per terra. Lo sforzo finale della Sigma. E poi c'è il fallo subito da Campus, permette al Latte Dolce di respirare un po'. Latte Dolce che è stato tenuto in apprensione per alcuni minuti dalla Sigma. La battuta di Corazza, lungo in avanti, l'anticipo di testa, non è spedito dall'altra parte. Ancora Sigma, non lascia passare però nessuno da dietro Porcu. C'è un giocatore del Latte Dolce a terra, vittima di crampi, soccorso da un avversario, sportività che non manca nonostante il momento delicatissimo della partita. È pronto l'ennesimo cambio di questa partita. Cristiano De Villa in campo per il Latte Dolce. Esce con il numero 10 Carlo Nurra, autore del gol del vantaggio, dunque match winner fino a questo momento nella finale regionale allievi. Subito un intervento di testa, interrompere la linea di passaggio per Francesco Brianda. Allontana il pallone il Latte Dolce, lo controlla Garau, tentativo di dribbling, arriva Conè, c'è il fallo qui. Forse l'ultima opportunità per i cagliaritani. Le speranze sono tutte nel piede sinistro di Matteo Limbardi. Ha colpito anche un palo in questa partita, lo ricordiamo. Il fischio dell'arbitro va Limbardi. Conclusione da dimenticare, altissima sopra la traversa. Esulta Corazza, esulta tutto il Latte Dolce. Minuto 45 intanto del secondo tempo. Arbitro che va a sollecitare le operazioni di ripresa del gioco. Il rinvio di Corazza, ancora un po' corto. Vediamo se la Sigma riesce ad approfittarne con poi ancora Corazza.
spinna in avanti. Protegge l'uscita Corveddu. 46esimo ora. Arriva un fischio, ma non è ancora quello conclusivo. E finisce qui il Latte Dolce, vince la finale regionale della categoria allievi battendo per 2-1 la Sigma Cagliari. Ricordiamo la successione delle marcature con la Sigma che era passata in vantaggio al 17esimo del primo tempo con Lorenzo Loi abile ad approfittare di una sbavatura difensiva del Latte Dolce 2 minuti dopo il gol del pareggio, con Fadda che è stato abile ad approfittare del prezioso assist di Carlo Nurra che si è poi rivelato il match winner della gara con il gol decisivo attorno alla metà appunto della seconda frazione, un destro velenoso dalla distanza che rimbalzato sostanzialmente di fronte alle mani di Pintus, che a quel punto ha bucato l'intervento. E allora questa è la festa dei ragazzi del Latte Dolce che si aggiudica l'ennesimo titolo regionale nella sua storia, uno dei settori giovanili più premiati senz'altro in Sardegna. Applausi però anche ai ragazzi della Sigma che se la sono giocata alla grande. Partita che è stata sempre equilibrata, ricordiamo anche un palo colpito e poi Ganau nei minuti conclusivi della partita ha avuto la grande chance, una mischia sotto porta, di portare la partita ai tempi supplementari. Si allestisce intanto il banchetto delle premiazioni che arriverà tra qualche minuto. Consegnata la coppa al capitano della Sigma Cagliari, Francesco Nicotra. Applausi che arrivano sportivamente anche dalla fazione di pubblico sassarese, perché davvero la Sigma ha giocato un'ottima finale. Ora il presidente del comitato FIGC Sardegna si appresta a consegnare la coppa, campione regionale della categoria allievi, al capitano del Latte Dolce. È pronta la festa. Ed ecco qui la coppa alzata al cielo, la festa del Latte Dolce, ripetiamo, campione regionale della categoria allievi. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.